Eder, Mac, Pallister. Quella mattina avevo finito i lavori, avevo sta GoPro, ho detto ma potrei anche fare delle riprese, ho detto in bicicletta per vedere un po' la città. Il suo alibi è perfetto. Perfetto vuol dire che non può avere lacune. E adesso mi sembra che le stanno cercando le lacune. Totò gli ha detto con quel regolamento lei si può pulire e io spero che fra poco col suo alibi perfetto Sebastiano possa fare tanto. Agli inquirenti hai negato l'esistenza del magazzino di via Donadoni. Non mi sembrava utile raccontare queste cose qua, anche perché non ero al corrente di quello che era successo, per me era solo una cosa personale, non pensavo di dovermi procurare un alibi o giustificarmi sulle mie cose, insomma, ecco tutto qua. Poteva capitare che qualche volta facessi i coltelli col giubbotto e col telefono in taschino, perché tante volte qualcuno mi diceva ti ho chiamato però non eri raggiungibile. Allora guarda, c'era il mio contatore del laboratorio, sono venuto tante volte, hanno visualizzato tutti i numeri, tutte le cose che segna il contatore. Insomma. Se qualcuno oggi è capace di leggere quelle carte in un'altra maniera e questa si rivela più giusta, vuol dire che chi ha fatto prima ha perso tempo. Claudio pensa che il tuo alibi sia fallimentare. Ma io quello che pensa lui non ho niente da rispondere. Le cose, guarda, tutte queste cose qua, tutte queste domande me le hanno fatte anche gli inquirenti. Agli inquirenti hai negato l'esistenza del magazzino di via Donadoni. No, ci sono due la prima versione e la seconda versione, perché intanto io non sapevo che Liliana era scomparsa. A me e gli amici di casa che sono venuti a casa mia. Agli inquirenti hai negato l'esistenza del magazzino di via Donadoni. No, io avevo il suo problema perché facevo sto lavoro in nero, diciamo, di affilatura. È un laboratorio, sai, non volevo avere dei problemi. Infatti io poi con loro ho parlato e loro mi hanno detto ma figurati, 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 ho detto non è un problema, non è un problema, non è un problema. E dopo abbiamo fatto assieme a loro il verbale esatto. Nuova autopsia e riesumazione del corpo. La notizia importante è che sicuramente si procederà all'autopsia, a una nuova autopsia, perché senza togliere nulla al dottor Constantidines, che sicuramente ha fatto un ottimo lavoro, però tutti noi sappiamo che ci sono delle contraddizioni da assolutamente comprendere e siamo abituati a capire e a verificare che spesso una nuova autopsia può disvelare elementi nuovi che nel primo esame non sono stati chiariti. Riesumazione del corpo. Assolutamente sì, perché come dicevo, tra l'altro c'è un quesito a cui rispondere, perché l'epoca della morte è qualcosa che ci inquieta, proprio per quelle discrasie che questo caso comprende. Però c'è un altro aspetto, e cioè che comunque Liliana sarebbe morta per uno scompenso cardiaco a seguito di un'insufficienza respiratoria, ma il medico legale ha concluso con una possibile asfissia meccanica. Allora c'è stata o non c'è stata? E quelle lesioni che aveva al volto Liliana erano coeve al momento della morte oppure c'è un'altra datazione che crea un altro dubbio? Quindi ci sono degli aspetti che soltanto la riesumazione che farà la professoressa Cattaneo potrà disvelare e speriamo effettivamente di poter capire se è morta il giorno della scomparsa oppure c'è una possibilità di una refrigerazione con dei nuovi sistemi che riguardano il microbioma e alcuni metaboliti, cioè oltre ai fenomeni trasformativi che un cadavere subisce, anche altre analisi che inquadrano meglio l'epoca della morte. I telefoni erano messi su quel tavolino che avevamo lì vicino al divano. Io ho pensato che li avessi dimenticati, perché succedeva anche a me qualche volta di dimenticare i telefoni, ma tendenzialmente il suo telefono lo teneva vicino al comodino. Sono tornati a casa i telefoni, io l'ho già detto, non può essere uscita senza i suoi telefoni, non li ha lasciati in casa. Per me Liliana era sconvolta assolutamente. Per me quella telefonata delle 8:22 l'ha veramente messa a terra. Penso che
luce accesa, lei è uscita di casa forse con la borsa sbagliata, forse come abbiamo detto l'altra volta, forse dimenticando i telefoni. Io intanto quei telefoni non li ho visti, da dove mi sedevo non potevo vedere, non è che andavo lì a guardare. Cercavamo un altro posto perché volevamo un garage per poter mettere le moto, perché ne avevamo 2 moto e la macchina. Per voler essere veramente una persona più che a modo, come in realtà era, e non voleva lasciare il marito in braghe di tela, e lei è finita in un cappotto di legno. Noi avevamo in progetto, non so, ti ricordi, di andare in Brasile. Là avevamo questi nostri amici e forse probabilmente Liliana avrebbe potuto cercare magari di fermarsi lì, magari di fermarsi lì, magari di fermarsi lì. Perché Liliana ha lasciato i telefoni a casa? Questo non lo so. Anche a distanza di tempo io penso, non ho una spiegazione per questo. Io di Claudio non sapevo niente, io non ho interpretato questo. Un paio di volte Liliana mi ha detto vieni a vedere che 2 o 3 volte siamo andati anche abbastanza vicino di casa nostra, nella valle sotto dove c'è la scuola di polizia dietro, c'è un bellissimo palazzo, no? E con un bellissimo garage, però era al 3° piano e lei voleva o il primo o il massimo il secondo. Comunque lei è andata a parlare con questa agenzia. Ti ricordi il nome? No, non lo so. E poi anche altri posti mi ha fatto vedere. E ognuno aveva un problema, o il garage o l'appartamento piccolo. Mancano 13 giorni a 2 anni e ancora non sappiamo quando è morta, come è morta e perché è morta. Queste sono le cose che voglio sapere io. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.